Buonasera, bentrovati a Corner. È un bel lunedì perché il Catania, almeno fino a questo momento, 14 minuti e 30 secondi del match tra la Salernitana e il Crotone, è avanti, è in testa, è in classifica, 2 punti, anzi un punto avanti rispetto alla Salernitana. Allora, do il benvenuto come sempre ai miei compagni di viaggio, Alessandro Vaiesindi. Buonasera, bentrovati. Grazie Angelo Patanè. È stata una bella domenica di calcio. Ne parleremo fra un po'. Grazie a Max Velotto. Grazie a voi. Adesso attenzione perché la nostra telecamera dimostra un bentornato, lo diamo sicuramente a Francesco Passiatore. Buonasera, grazie a voi. Grazie per essere con noi. Ciccio Passiatore, Il nostro bomber. esatto, Il nostro bomber. è stato l'ultimo bomber dell'era Massimino, penso un po'. E questa è una cosa che io ricordo con enorme piacere. Ci torniamo fra non molto su questo, andiamo dall'altra parte dello studio, c'è la nostra Giulia. Buonasera Angelo, buonasera a tutto lo studio e buonasera a voi telespettatori. Se volete interagire con noi potete sempre farlo al numero WhatsApp 342 771 2855. Bene, grazie Giulia. Adesso come sempre c'è la nostra copertina, ci riguardiamo la partita, quella tra il Catania e l'Altamura, e poi staremo di nuovo in studio per incominciare l'analisi di questa sfida del Massimino di ieri. Fra pochissimo. Tutto è pronto per l'inizio di questa partita con la Catania che indossa la classica casacca rossa-azzurra, con la team Altamura che invece gioca in completa tenuta bianca, pantaloncini, calzettoni bianchi. Un tocco di tappo che per poco non va a sfiorare il palo di destra. C'è una mischia all'interno dell'area di rigore, una mischia pazzesca. Bella palla di D'Ausilio. Incredibile, ci dà l'effetto del gol. La girata col sinistra di forte. Lo scambia per Casasola. All'interno il gol del Catania lo fa proprio il numero 15 di Gennaro. Era nell'aria, l'avevamo detto, bravissimo Pieraccini in questa situazione, bravissimo a creare l'uno contro uno. Cicerelli, che gol, che rincorsa di D'Ausilio. D'Ausilio è partito per 40 metri, avendo un difensore dietro che cercava di strattonarlo. Ci sono invece i 3 fischi da parte del direttore di gara che concludono questa partita. Carlo, conclusione di una partita che ci consegna il Catania primo in classifica. Allora, abbiamo rivisto quello che è successo ieri al Massimino. Vorrei brevemente sentire l'analisi di Alessandro, quella di Angelo magari fra un momentino, e il montaggio della nostra copertina era di Massimo Ceraulo. Alessandro, sulla partita cosa ci dici? Il Catania ha gestito in maniera lucida, consapevole e ha nuovamente, perché non è la prima volta che succede in questa stagione, vinto con la panchina, sia perché Toscano ieri ha indovinato tutto, complimenti al mister, e sia perché chi è entrato ha veramente cambiato marcia, che era quello che serviva in quel momento della gara in cui l'Altamura gradualmente scendeva perché non poteva tenere quei ritmi oltre 60 minuti e il Catania invece cercava il momento giusto per accelerare, per velocizzare il fraseggio e per portare a casa un risultato che apparentemente sembrava scontato,
ma lunedì sera, e Angelo mi deve dare atto, avevo detto che l'Altamura sarebbe stato un avversario duro, perché arrivava a Catania nel picco di forma della sua stagione, con entusiasmo, con autostima, con giocatori veloci, con un allenatore bravo, perché ha dato un'organizzazione di gioco a una squadra costata, penso, pochi euro rispetto al Catania. L'altra considerazione che ti faccio è che Catania, con questa classifica importante, che è arrivata lì con poco contributo da parte degli attaccanti centrali, e questo è un po' il tema che dobbiamo, secondo me, approfondire, perché nelle ultime stiamo vedendo la classifica, fra le altre cose, sì, è una classifica che non provvisoria, è ancora aggiornata, però con il risultato che sta maturando sul campo tra la Salernitana e il Crotone. Nelle ultime 3 partite nessun attaccante centrale del Catania ha realizzato. Ha segnato Cicerelli contro il Benevento, a Caserta hanno segnato Di Tacchio e Donnarumma, ieri hanno segnato Cicerelli e il primo gol di Gennaro. Quindi questo, secondo me, aumenta il valore del risultato che finora ha ottenuto il Catania, perché abbiamo Caturano 0 gol, Rolfini 0 gol, Ciccio Forte che ha segnato, ma non in maniera massiccia e continua. Bene, io vorrei sentire per un attimo il nostro ospite di stasera, che di gol ne ha fatte qualcuno. Che di gol ne ha fatti tantissimi. Allora facciamo così, guarda, siccome abbiamo preparato una piccola sorpresa per lui, tu poi mi dai un tuo giudizio sintetico su quello che è il campionato di Serie C, ovviamente del Catania anche, ma intanto, se siamo pronti dalla regia, vediamo la clip che abbiamo dedicato a Passiatore. Le immagini sono datate, quindi non sono chiarissime. Qualche lacrimuccia. Vediamo intanto questa clip. Non mi distrarre, Passiatore, l'abbiamo visto prima nel doppio riquadro che la regia ci ha mostrato, abbiamo visto qualche gol, non abbiamo visto tutti i tuoi gol, però siamo andati a ripescare questi gol. Momenti più veramente toccanti, dai. Che ricordo hai, dai, ce lo puoi dire? È emozionante, sono stato benissimo a Catania, quindi inutile stare qui a stagioni veramente emozionanti, poi a Catania quando le cose vanno bene sei giocatore vero, quindi la gente, sono sensazioni uniche. Quanto pesa la maglia del Catania, Ciccio? Tanto. Non è per tutti? Assolutamente no, l'ho detto anche in un'intervista, non so chi mi chiamò, e io dissi che la pressione del Cibali è qualcosa che va oltre ogni sensazione, quello che puoi provare quando sali lì al campo. Io mi ricordo la partita con il Messina, che io entrai e non ebbi neanche il coraggio di alzare la testa, perché all'epoca non si controllavano i biglietti, c'erano persone uno sopra l'altro, quindi era una cosa
bellissima, quindi sensazioni stratosferiche. Allora, sono passati 25 anni. Appena. 25, 26, tu avevi 27. qualche capello in più? Io avevo qualche capello in più e Ciccio Passiatore è stato l'ultimo re dell'era Massimino. Quella maglia rossa-azzurra che tra l'altro ogni tanto potremmo anche così che è bellissima quella maglia. Esatto, consigliare alla nuova dirigenza del Catania di fare anche un piccolo museo delle maglie del Catania, perché no, fare una maglia storica, era tra le più belle probabilmente degli ultimi 30 anni del Catania. Museo vintage. Museo vintage potrebbe essere sicuramente, e la maglia di Passiatore sarebbe sicuramente un dono che prima o poi magari Ciccio avrai qualche maglia di ancora, magari una esposta al Museo del Catania sarebbe una grande cosa, ma ci mancherebbe altro. Guardando invece al campionato di quest'anno, oggi fai l'allenatore, a proposito complimenti, auguri, sei un buon momento per la tua squadra, per l'Enna, però guardando il campionato di Serie C1, guardando questa stagione, tu sei sempre stato sul pezzo, è cambiato qualcosa dalla C1 di 25 anni fa? Fu la tua ultima stagione in C col Catania, e se sì, brevemente cosa? Ma un aspetto è cambiato fondamentalmente, ma non tanto per le squadre che lottano per vincere i campionati, perché le squadre che lottano per vincere il campionato non fanno giocare tanto gli under, quindi io parlo per le altre squadre dove fanno valorizzazione, in un certo senso è sceso un po' il livello, senza nulla togliere al livello di questi ultimi anni, ma proprio perché c'è l'obbligo, tra l'altro, per tante società di far giocare i giovani, quindi secondo me il livello di meritocrazia si è abbassato un attimino. Però per le società come Salernitana, Catania, Benevento, quelle che lottano per i vertici, che non fanno giocare in maniera proprio netta gli under, è un campionato totalmente diverso. Ha costruito bene quest'anno il Catania, perché ha fatto due annetti dove c'è stato un po' di confusione. Fortunatamente io ho detto anche qualche mese fa che hanno avuto la fortuna di avere Mimmo Toscano, che io conosco molto bene, che è dato sempre avanti per le sue idee. Lui ha un'idea e una concezione del calcio, quindi la porta avanti. Sono stati bravi quest'anno ad andarli dietro, perché il Catania lo seguo, anche se non riesco, ci sentiamo periodicamente. Anche se non riesco a vedere le partite, perché il Catania gioca sempre in contemporanea con noi la domenica, quindi diventa difficile. Però lui è stato bravo, si è chiuso nel suo lavoro col suo staff, la società che gli ha dato una grossa mano, e i frutti del lavoro poi si vedono a lungo andare. E ora però per gli altri diventa molto difficile, perché quando il Catania sta lì su, giocare al Ciboli poi diventa duro veramente, ma dura. Monito diciamo delle parole. Conosci Ivano Pastore? Se ci puoi dare un giudizio anche su una figura silenziosa ma che sta dimostrando concretezza. Io ci ho giocato a Taranto con Ivano, ma lo conosco anche come ragazzo. Hai detto bene tu, è uno che parla poco, però è sempre lì, guarda tanto calcio e quindi lavora molto sul pratico. Come si dice in gergo, le figurine a lui non li garbano tanto, quindi, anche perché questo è un campionato dove se non c'hai corsa e intensità diventa difficile. Poi il Catania l'anno scorso aveva 2 o 3 giocatori che avevano giocato a grandissimi livelli, ma si sono difficilmente integrati in questo tipo di calcio, quindi questo è un calcio pratico, un calcio dove tante volte gli episodi fanno la differenza, il giocare bene alcune volte lascia il tempo che trova, bisogna essere concreti ed essenziali. Allora, un attimo, perché volevo... Pillole di saggezza. Pillole di saggezza. Volevo andare dall'altra parte dello studio, perché c'è la nostra Giulia. Sono arrivati tantissimi messaggi per Francesco. Allora, sentiamone qualcuno. Chiamarlo Francesco, si chiama Ciccio. A Catania Francesco non si gira. Esatto, non si gira, va bene. Allora, vediamo questi messaggi. Ciccio Passiatore è l'ultimo degli attaccanti ad essere osannato dalla curva con nome e cognome. E poi ancora, ricordo ancora il coro Passiatò, faccelo sto gol. Mi ricordo ancora quando si cantava Che ci frega di Tonino, noi ci abbiamo a Passiatore, lo scrive Enzo da Cefalù. E ancora Tony Zuccarello, un grosso abbraccio al Cristo di Rio de Janeiro, ovvero Ciccio Passiatore. E ancora ciao Ciccio, dolci ricordi, grazie. Ciccio Gol, ti vogliamo bene, Giovanni da Mascalucia.
E poi i nostri tifosi scrivono partita non facile e lo si è visto nel primo tempo. Nella ripresa i cambi azzeccati hanno dato la svolta alla partita. Bravo a mister Toscano. Allora E Giulia, un sempre attimo, forza ci Catania. dobbiamo Prego. fermare perché abbiamo un obbligo pubblicitario, poi ripartiamo da Max perché ci deve dare il voto su quella che è stata la prestazione dell'arbitro ieri. Abbiamo tanto da vedere, c'è un'altra sorpresa che vi devo regalare, riguarda però una versione inedita del nostro Patanè. Restate insieme a noi a Corner, restate qui. Di nuovo insieme a Corner, allora abbiamo detto che saremmo tornati per un giudizio sintetico sulla prestazione del direttore di gara di ieri, la partita tra il Catania e l'Altamura. Secondo me, al netto di qualche piccolo errore di lettura degli episodi, diciamo che l'arbitraggio secondo me è stato sufficiente, ha garantito fluidità al gioco, non ha ingessato la partita, in una gara che comunque non ha proposto toni agonistici di un certo livello, lui si è adeguato, infatti anche il carico disciplinare a consuntivo registra solo 2 ammoniti, quindi secondo me voto 6,5. L'ho trovato migliorato Sacchi rispetto ad alcune direzioni di la scorsa e 2 stagioni fa. Sì, prima mi sembrava un po' ieri troppo... a diretta stadio avevo fatto una premessa importante, avevo detto, proprio osservandolo da vicino, sia nella gara con il Latina di 2 anni fa, sia con la gara di Messina lo scorso anno vinta dal Catania 1-0, avevo detto a diretta stadio di stare molto attenti perché è un arbitro un pochettino con caratterino un po' permaloso. Ieri mi è sembrato abbastanza composto, non si è mai snaturalizzato, ha pensato diciamo, alle cose concrete e non è andato oltre. Allora Alessandro, fra poco ci occuperemo anche di Torre del Grifo, perché chiaramente cercheremo... Possiamo partire con la prima grafica? Subito, neanche il tempo. Solo per dare, diciamo, la fotografia di questo momento del Catania. Allora, vediamo la Diciamo prima... che al 33esimo ancora Salernitana e Crotone stanno sullo 0-0, non ci sono state chiare occasioni da gol. No, però mi pare che posso dire che il Crotone stia correndo parecchio. Sta giocando una buona partita, a volte vedo Raffaele un po' perplesso. Se Catania è complicata, Salerno sicuramente non è una piazza particolarmente facile, che anche lì a Salerno si vive di calcio, si mangia e si discute di calcio 24 ore al giorno e 24 di notte, e ovviamente quanto se non arriva giorno, Patanè? tanto, a Salerno dura il doppio, là siamo a Napoli, ho quindi, capito, quindi si allungano i tempi. tutto si allunga. Ecco, Quindi, partiamo con questa prima grafica, che concordiamo allora con la regia quale grafica fare vedere. La prima che abbiamo concordato, la nona sinfonia, la commento io. Queste sono questo titolo l'hai fatto tu, la nona sinfonia, ovviamente sì. Grazie, il poeta. Queste sono le 9 partite utili dopo Cosenza che il Catania ha messo insieme, è un totale di 19 punti con 5 vittorie, 4 pareggi, 13 gol fatti e 3 gol subiti. Vorrei sottolineare che gli unici gol subiti dal Catania in questa serie a Trapani e a Caserta sono arrivati non su azione. L'ultimo gol su azione che il Catania ha subito risale alla partita di Cosenza. Quindi e i 2 gol subiti a Caserta. A Caserta un calcio d'angolo e un calcio di rigore. In inferiorità numerica, tra l'altro. Il calcio d'angolo in parità numerica e il rigore in inferiorità numerica. Cosa significa? Significa che il Catania è riuscito anche a superare il primo momento di crisi della stagione, a cavallo tra la sconfitta di Cosenza e il pareggio interno col Sorrento, la partita buona di Trapani, quella brutta di Cerignola. In queste 4 partite la pressione era insomma ai massimi livelli e il merito della squadra, della dirigenza e ovviamente di tutto il comparto tecnico è stato quello di avere trovato la via, probabilmente anche attraverso qualche chiarimento, qualche confronto, qualche pezzo in più che il club ha messo a disposizione, un fisioterapista insomma di rinomata bravura. Tutto questo insieme oggi ci dice che il Catania ha imboccato questa strada e non è un fatto da sottovalutare, perché ora Giulia ci dice cosa significa una serie di 9 partite utili in Serie C1 per il Catania.
Sì, esatto, andiamo a vedere appunto la prossima grafica che E qui anche Passiatore ci dirà la sua, ora Sì. scoprirà perché. Eh sì, andiamo a vedere le serie utili più lunghe del Catania in Serie C. Il record assoluto risale alla stagione 1974-75 con ben 23 risultati utili consecutivi. Fu una cavalcata quella, eh? Eh sì. No, ce n'è due del 74-75, guarda, ce n'è una anche da 14, ma ci arriva Giulia. A seguire 15 gare senza sconfitte nel 1977-78 e poi 14 tra il 1948-49 e ancora nel 1974-75. Negli anni più recenti ricordiamo 11 risultati utili di fila nel 1999-2000 e 10 nella stagione 1989-90. E attenzione alla serie attuale. Nel 2025-2026 il Catania è arrivato a 9 risultati utili consecutivi, come nelle stagioni 77-78, 78-79 e 79-80. Possiamo fare un raffronto in quelle stagioni lì, Alessandro, come andò a finire poi? Possiamo dare... Beh, quasi sempre bene, fuorché quella stagione 99-2000 in cui il Catania fece addirittura 2 serie da 11 risultati utili, se Ciccio ci può confermare, perché Ciccio era l'attaccante di quella squadra allenata da Gianni Simonelli. Gianni Simonelli, sì. Cosa ti ricordi di quell'annata? Beh, quella è stata un'annata a tutto sommato importante, perché noi venivamo dalla vittoria del campionato dell'anno precedente, ma una squadra completamente smantellata, cioè rinnovata tutta, tranne, mi ricordo, io e Marziano, se non vado errato, eravamo rimasti... Forse brutto, però poi andò Brutto via. Marziano, brutto. Marzio. No, ma poi quella Umberto squadra. andò via, se Sì, non vado errato. sì. Marzio no, Marzio in C2 non c'era. Non c'era. Poi arrivò in C. Poi arrivò in C. In C1. E quello era, ad esempio, quell'anno c'era pressione cioè, c'erano aspettative altissime. Secondo me andavano anche oltre quelli che poteva essere, no? La rosa della squadra costruita. Perché era un girone difficilissimo. Ma molto difficile, poi una squadra fatta nuova, tanta gente che veniva, che magari non aveva fatto campionati importanti, poi perché poi se ne parlavano durante la settimana alla fine delle partite, quando si entrava allo stadio, c'è magari chi gli veniva l'ansia, chi non gli veniva, chi magari riusciva, che magari... Sai, qualcuno diceva ma io non riesco ad esprimermi quando entro lì perché allora cioè, era vero, cioè, era incredibile, cioè, non è finita benissimo perché poi noi giocammo, mi sa non vado errato, ad Ancona, perdemmo e uscimmo definitivamente dai Ciccio, ma playoff. una squadra nuova può essere l'handicap della Salernitana che stiamo vedendo, se attraversiamo i campionati arriviamo a quello di quest'anno. Salernitana, due retrocessioni. L'handicap può essere nei primi 3-4 mesi. Sì. Dopodiché devi trovare una quadratura, cioè, è chiaro che fare una squadra inizialmente nuova non ti permette in primis di non avere i giocatori che magari sanno come lavori e quindi ogni allenamento, ogni settimana devi sempre spiegare il tuo modo di lavorare, ti devi soffermare per tanti allenamenti. Poi invece se hai 4-5 giocatori che hanno già lavorato con te, magari anche prima degli allenamenti, durante la settimana, illustrano un po' ai compagni anche la mentalità dell'allenatore, il sistema, come preferisce lavorare. È sicuramente un handicap, inizialmente è un handicap, però sai, la Salernitana ha fatto bene per aver cambiato tanto. Superato questo secondo me ha superato questo momento. È fisiologico anche questo momento della Salernitana, che ho visto qualche partita non sta facendo come ha fatto all'inizio, ma ci sta, fa parte anche di una condizione fisica di un giocatore, cioè non puoi pretendere che... Io credo che il Catania rispetto agli altri c'è una cosa... lì ti volevo portare. C'è una cosa diversa, c'è la profondità della rosa che è diversa. Su questo abbiamo più volte sottolineato e evidenziato la qualità della rosa. Il calcio di oggi, dove tu cambi mezza squadra, se tu riesci a mentalizzare i giocatori che chi gioca all'inizio e chi gioca dopo è la stessa cosa e quindi sposano questo progetto, diventa veramente difficile per tutti, perché 5 giocatori su 10 cambi tanto, ma bisogna vedere chi entra però. A Catania entrano i giocatori che possono giocare. È una squadra titolare nello stesso campionato, la panchina del Catania. Assolutamente sì. È un'altra squadra. Ma quella è la differenza che oggi fa da una squadra che vuole vincere il campionato a una squadra che prova a vincere il campionato. Sono due cose
completamente diverse. Tu conosci benissimo Toscano, lo hai detto. Assolutamente. Per la prima volta, dopo la precedente stagione, stavolta parla chiaramente: noi siamo una squadra da battere, noi non ci nascondiamo più dietro un dito, la nostra mission è quella di vincere il campionato. È stato anche intelligente, a Catania non puoi parlare diversamente, quindi devi mentalizzarti e devi mentalizzare, perché così tu devi dare sicurezza allo spogliatoio, alla città, a tutti, anche perché c'è una squadra forte, quindi per noi allenatori averni giocatori forti in una rosa e poi è chiaro che devi andare lì e lavorarci. Senti, guardando la classifica di questo campionato, Adesso la vediamo, la mettiamo in onda magari così vediamo la classifica. Perché parlare con te è sempre un piacere, perché possiamo illustrare il passato, il presente, perché no, poi tra un po' parleremo anche in Questa è la termini classifica, la generali, stiamo anche vedendo. del futuro. Abbiamo parlato della Salernitana, poi c'è il Benevento, e magari da quel momento in poi stacca completamente la lotta al vertice. Beh, ci sarebbe il Trapani, Esatto. senza penalizzazione sarebbe a 25. Esatto, ma potrebbe essere... Allora, il Trapani ha un problema che nel calcio è fondamentale. Allora, la società è alla base di tutto. Ora, tralasciando... No, oggi, scusami se ti interrompo, Antonino ha lanciato una nuova proposta, considerato che a Beghe sia con l'amministrazione comunale sia con la città metropolitana, l'ex provincia, adesso, visto che ha anche dei debiti con questi enti, ha detto che mette sul tavolo quanto ha speso lui per rimettere a nuovo l'impianto, il Pala Shark, e quanto ha speso per rimettere il provinciale, e vuole comprare tutti e due gli impianti, togliendo chiaramente quello che ha speso lui rispetto a quello che deve dare. Questa è l'ultima provocazione del Presidente Antonini. Torniamo di nuovo allora a te. Io non parlo di questo, io parlo che ogni fine partita non puoi stare a giudicare sempre, a dare pressione. Vinci e sono bravi, perdi, dai pressione all'allenatore, dai pressione al giocatore. In un campionato ci vuole equilibrio. La squadra che c'ha equilibrio ed è razionale anche nel confronto, no? Fatto lunedì, il martedì, il mercoledì, deve essere un confronto che deve rimanere nello spogliatoio, confronto aperto chiaramente, dicendosi quello che si pensa, ma fuori non deve uscire niente. Il minimo sindacale. Il minimo. Poi l'allenatore deve essere sempre tutelato, perché l'allenatore poi quando entra nello spogliatoio deve avere la sua credibilità. Se l'allenatore viene sminuito, entra nello spogliatoio e viene visto in un modo completamente diverso. Ma assolutamente. Ma questa non è che lo dico io e lo sta dicendo chissà È la storia che. del calcio. È il calcio questo, Senti, però allora, tutti lo dicono e nessuno lo fa. Auteri è un allenatore che ha momenti di eroico furore e poi magari momenti in cui l'asticella inizia a È la prendere... storia però che lo dice di Sì, grandissimo allenatore. Però i suoi campionati hanno sempre questi momenti un po' di Difficoltà? ma non di difficoltà, Di incomprensioni? sì, di episodi strani in un certo senso, no? Episodi burrascosi tante volte, che vuoi o non vuoi lo spogliatoio te lo turbano. Invece Toscano no, Toscano è un equilibrato, cioè anche nei momenti di difficoltà. Noi una sera, lui era al ristorante di Benedetto, se non vado errato, sì. che io mi sento ogni tanto con lui, e da Alessandro, e c'era Mimmo Toscano, me lo passò. Parlammo 5-6 minuti e mi disse Ciccio, porco Tinci, è pesante. Ma sì, però se trovi la via giusta dopo, cioè se tu a Catania sei vero e sei una persona che dimostri, il catanese non ti molla, ti viene dietro e ti segue perché è passionale così, però devi essere coerente, tu, vero? no, devi essere tu in un certo senso. Quando sei tu poi sei tranquillo anche con te stesso. Fra poco torniamo da Giulia, intanto ci dobbiamo fermare ancora. Apriamo poi la Moviola, abbiamo degli episodi da far vedere rispetto alla partita di ieri con Max Belotto. Breve sosta e poi di nuovo insieme.
Bene, siamo di nuovo insieme a Corner, come promesso ripartiamo da Giulia. E ancora tantissimi messaggi per il nostro ospite. Francesco Litrico scrive 25 aprile 1999, Catania-Messina 1-0, gol di Manca. Quella squadra con Ciccio, Passatore, Bomber fantastico. Ero in curva sud, al 93esimo è scoppiato il finimondo. Ancora a pensarci scendono le lacrime. Grazie Bomber. E ancora Ciccio Danuccio dal Fortino scrive: è brutto quando manca Passatore, che squadrone è, che giocatori bravissimi. E ancora buonasera, volevo solo dire ho 36 anni e mentre tutti avevano la maglia di UEA, del Piero, Baggio, Ravanelli, io avevo Ciccio Passatore. Grazie per i bei ricordi. E concludo con questo messaggio da Giovanni: grazie, solo brividi a rivedere i gol di Ciccio Passatore a distanza di 25 anni, a rivederli li ricordavo tutti. E forza comunque, Catania sempre. Ci torniamo ai messaggi fra non molto, Ciccio, vedi tantissimo affetto per te. Adesso apriamo la moviola e cominciamo con il primo episodio, Max, perché abbiamo isolato la chiamata FVS del Catania sulla richiesta di un calcio di rigore. Possiamo fare vedere le immagini così le commentiamo insieme? Arrivano, eccolo qui. C'è un cross di Casasola, c'è questo body check al centro dell'area di rigore su Caturano che subito si lamenta di qualche irregolarità. Partiamo dal presupposto fondamentale. Allora, come al solito le immagini non è che chiariscono molto. Io mi concentrerei molto sul movimento anomalo del braccio del giocatore dell'Altamura. È Zazza. Di Zazza, sì, perché ora qui abbiamo anche un bomber di razza, quindi ci spiega quali sono le dinamiche anche che avvengono in area di rigore, perché in questa situazione secondo me l'errore che commette l'arbitro non è tanto non fischiare calcio di rigore, ma non prendere alcuna decisione, perché in area di rigore di queste situazioni qua ce ne sono 2000, ma quando può essere determinante, la palla è di fronte alla porta, in qualche situazione devi uscire, o c'è un calcio di punizione a favore della difesa oppure fischi calcio di rigore. Secondo me, se avessimo avuto qualche immagine un pochettino più chiara, secondo me ci potevano stare anche gli estremi per un eventuale calcio di rigore. Ma perché dico questo? Perché se andiamo a valutare il fallo di mano al momento in cui salta Caturano, il braccio è frontale al petto e questo significa che se viene toccato il pallone con il braccio non è assolutamente rigore. Quello che mi fa pensare e che mi lascia qualche dubbio è che il giocatore Zazza abbia continuato a controllare il pallone in caduta, diciamo togliendo così dalla disponibilità della giocata Caturano, che comunque era in caduta anche lui, quindi lascia molti dubbi. Sinceramente non mi sento di certificare se è una mancata concessione di un calcio di rigore evidente, ma nemmeno di dire il contrario. Gli elementi possono anche propendere per un qualcosa di importante, le immagini sicuramente non aiutano. Assolutamente no, Ciccio, da quello che stiamo vedendo, perché queste sono le immagini in nostro possesso, quelle trasmesse ieri in diretta. E la mano sulla ricaduta del pallone. Ma la dinamica è il rigore. La dinamica è rigore. Allora, la dinamica è braccio largo del difensore, quando arriva la palla lo chiude per tenere la palla ferma lì tra di loro, per non farla cadere, quindi la tiene lui la palla. È chiaro che queste dinamiche, senza nulla togliere agli arbitri, sono dinamiche che le vivi sul momento. Difatti diciamo avverti, Caturano ha chiamato subito. Le vivi in un certo senso, no? Questa situazione qua. Però proprio, eccolo, sì, il braccio lui che chiude, va a chiudere. lui non tiene il braccio largo, lui va a chiudere. Ma per me l'arbitro non si vede, non è messo neanche nella posizione giusta per andare a vedere, secondo me, perché se lui vede di qua dal rigore, perché è un rigore evidente, perché Caturano ha preso posizione, quindi si è messo davanti al difensore, l'unico modo per il difensore è il braccio largo e poi lo va a chiudere. Abbraccia... No, chiude per chiudere la palla. È proprio un movimento anomalo del giocatore, perché uno che salta comunque, Guarda, se vuole rimanere in posizione, il braccio lo apre e poi ancora lo un chiude. po' più avanti, ecco il braccio aperto e poi chiuso. Allora, volevo in tempo dire... reale, durante la telecronaca, Cosa ricorderai, hai detto tu? Angelo, ho proprio detto che la sensazione non era di un contatto involontario, ma era proprio di un contatto che accompagnava il pallone. Abbiamo parlato di un braccio largo che stringe sul pallone, tant'è vero che dopo questo episodio dalla tribuna alcuni ospiti della tribuna VIP del Finito Catania il primo tempo a Salerno 0-0. ci hanno sottolineato come purtroppo statisticamente
anche di fronte a determinate evidenze a volte gli arbitri Allora, non guarda, dico cambiano una cosa, posizione. Angelo, se me lo permetti, Certo, chiudiamo come subito, no. se no No, poi volevo far perdiamo vedere troppo una tempo su questo particolarità episodio, perché e su secondo questa, me non è oltre su a questa questo. non chiedo il tuo intervento, sulla No, no. prossima. Però ti dico, Angelo, giusto per onor di cronaca, ricordiamo ai telespettatori che quando l'arbitro, per esempio, in barriera suggerisce di mettere il braccio così, questo perché non è fallo di mano? Perché se non ci fosse il braccio la palla sbatte sul petto. Nel caso specifico l'attaccante secondo me non è tanto il contatto che può avere quando il braccio è di fronte al petto, ma è il continuare la giocata e spostare per la paura che il giocatore possa rientrare in possesso del pallone e quindi dare quella deviazione determinante che possa, Era la che possa percezione poi... che abbiamo avuto Per in me è diretta. più rigore che non rigore. Allora, sì. adesso però vi faccio vedere cosa è successo subito dopo, perché la chiamata FVS, dico non ti voglio coinvolgere perché magari... non c'è problema. Però osserviamo quello che succede. Chiedo a Gaetano Marano di mandarci il video tra l'arbitro e il quarto uomo. L'arbitro a un certo punto dice: che dici? Guardate, adesso ci sarà un momento in cui... Che dici? Che dici? Ma forse lo dice all'operatore dell'FVS no, che lo dice al quarto uomo. al quarto uomo e scuote la testa. Il quarto uomo non è calcio di rigore per il quarto uomo. Scusatemi, io Decide sempre l'arbitro, attenzione. sì, ma io andate a vedere le immagini, Le giusto? abbiamo viste già prima. E le immagini sono chiare. Cioè, cosa hanno deciso? Cioè, il non rigore è stato deciso in base a cosa? Alle immagini che hanno visto. Cioè, che sono diverse però. Non che sono queste. Sono queste. Sono diverse da quello che hanno deciso loro. Esatto. Cioè, loro hanno deciso il non rigore in base a che immagini? A Queste, questo, guarda, Sono stiamo evidenti, vedendo, ma stiamo che vedendo. sono evidenti. Cioè, è Dovremmo- questo che non capisco io. Dovremmo fare su Ecco, il braccio suggerimento. va- non è congruo il movimento del braccio Assolutamente della no, difensore. assolutamente no. Non è congruo. Però voglio dire, l'arbitro ha deciso in un modo e Compiti il grande per casa. Bosco cosa diceva? Rigore è Quando l'arbitro l'arbitro fischia. Basta, Però il stop. prossimo non c'è compitino stato per rigore casa. perché l'arbitro non ha fischiato il calcio di Visto che rigore. Alessandro è andato via a cercare anche le date Sì. del 35, del 42 e del 47, dobbiamo fargli fare una piccola statistica per comprendere quello che mi diceva un telespettatore molto attento, come queste SVS in realtà molte volte gli arbitri sono indotti a mantenere quella che era stata la loro decisione Ne avevamo iniziale. parlato lunedì scorso, Quasi, anche con quasi, Max. quasi. Ma per perché inerzia. non avendo un'immagine chiara Ma è difficile qui- che si possa cambiare. qui la No, sensazione chiara, è sai immagine. qual è? Questo in Serie A con le immagini che hanno in Serie A ti fischiano rigore. E quindi è inutile fare la ripresa Se senza non hai il immagini. supporto giusto. Cioè, se non c'è le immagini, tu richiami nulla. Stavolta l'immagine c'è, però No, dico, ma non è chiarissima, se fanno le immagini tipo che fanno in Serie A, Normale. tu vedi perfettamente che lui blocca la palla e blocca Caturano, perché lui, Non comprendo. lui si tiene anche Caturano, perché una volta che Caturano prende palla, poi si gira e quindi lui ha fermato sia la palla che Caturano, cioè con un movimento ha bloccato due situazioni. Non c'è stata restituita un'immagine da retroporta che forse poteva magari essere chiarire qualche più cosa in più. Però chiarificatrice. non ce l'abbiamo. Allora, i prossimi due episodi mi pare che però metteranno tutti d'accordo. Cominciamo con il primo gol annullato al Catania. Sì, sono le due reti annullate al Catania. Come abbiamo questa immagine dove Di Tacchio lancia Lunetta, non abbiamo la visuale a campo aperto, troviamo Lunetta che punta la porta, scarica su Caturano che tira e segna. L'arbitro annulla per fuorigioco, non possiamo certificare se la decisione, come abbiamo detto in diretta ieri, non possiamo certificare la posizione irregolare o regolare di Lunetta, possiamo soltanto prendere atto che in questo momento Lunetta si trova più avanti, ma il fuorigioco si valuta al momento in cui parte il lancio. Posso darti la mia sensazione allo stadio? Era fuori gioco, perché stavo seguendo proprio il movimento di Lunetta prima che Di Tacchio lo lanciasse. La cosa ed era che oltre. mi lascia propendere per il tuo pensiero è che, non essendo un incrocio veloce, il vantaggio che ha Lunetta nei confronti della linea difensiva per il lasso di tempo che passa dal coso ad essere lì, prendere 5 metri in meno di un secondo, Deve essere Usain Bolt. brava, ma non bastava secondo me. Però Allora, queste sensazioni non è Sì, no, commentabile no, perché io ti dico questo che è non c'è l'immagine l'ho chiara. visto ieri allo Purtroppo stadio, non- la sensazione era calcio di rigore. Allora, veniamo al Mentre prossimo. il secondo episodio le immagini ci restituiscono la chiara posizione di fuorigioco di Di Gennaro che sulla battuta di Donnarumma dall'out di sinistra
Di Gennaro segna, ma se c'è il fermo immagine... Adesso lo vediamo, guarda, stiamo vedendo Sì, intanto stiamo vedendo replay la parte dalla... bassa, ma al momento addirittura credo che ci siano due Anche giocatori, Casasola. Sì. due giocatori in posizione di fuorigioco al momento in Qui cui... ci stanno dando, vedi l'immagine, anche dalla retroporta. Che in occasione del fallo Ecco, non questa è la c'è posizione, Eccolo qua, autorizzato. guarda, qui siamo al momento in cui blocchiamo le immagini. Nettamente in posizione di fuorigioco, secondo me anche due, ce ne Due sono sono in due, fuorigioco. sì, sicuro. E quindi Qui brava la difesa dell'Altamura a tenere la mantenere la linea. linea giusta. La sì. linea si è mossa nei tempi giusti. Sì. Quindi diciamo che da questo punto di vista è così, mettiamo tutti d'accordo, c'era sicuramente la posizione irregolare. Allora, vado di nuovo dalla nostra Giulia perché i messaggi Sì. premono e allora cerchiamo Sì. di sentire cosa ci dicono da casa. Eh sì, Giuseppe 54. La solidità della difesa e la possibilità che più giocatori riescono a trovare la via del gol è una garanzia per la vittoria finale. Godiamoci questo momento positivo della squadra, della società e di noi tifosi, sperando che a fine stagione possiamo tutti insieme festeggiare il sogno della promozione in Serie B. Catania, squadra fisica, ed i sostituti che abbiamo noi non li ha nessuno nel nostro girone. Poi una domanda per Alessandro, ti chiedono come è finita con il marchio perché non se ne parla più. Allora c'è stata un'offerta da parte del Catania che risale al 29 maggio e verrà esaminata dopo l'aggiudicazione di Torre del Grifo, ma è prevedibile che anche in questo caso verrà bandito un'asta per correttezza della procedura per poi procedere all'aggiudicazione a chi avrà ovviamente offerto Diciamo che di più. ancora a quest'ora non è arrivato il famoso, la famosa PEC. Domani potrebbe essere il giorno giusto perché c'era un lasso di tempo, abbiamo parlato oggi ad anteprima corner, di Ne 10 avete parlato giorni. alle 14, ora Sì. siamo arrivati intorno siamo alle 21 e 31, non è ancora arrivato nulla. Diciamo che è già all'attenzione del giudice e che presumibilmente domani dovremmo avere qualche novità. Piccione viaggiatore sta per partire. Questo lo sappiamo. Presumibilmente. Ci ha Allora, impiegato 10 giorni. vi chiedo di pazientare ancora un po', ci dobbiamo fermare, di nuovo poi ripartiremo con qualche altra grafica. Alessandro, facciamo le pagelle, che dici? Così chiudiamo la andiamo sulle partita pagelle. e cominceremo a parlare anche di altro. Fra pochissimo di nuovo insieme a Corner. Ritorniamo in studio, Padane, partiamo dal migliore. Tu non dici le cose che succedono. Vabbè, c'è durante stata una la pubblicità. rimpatriata. Perché Giovanni Finocchiaro, il nostro collega, non sarebbe mai salito anche se ci fosse stato, che ne so, una super donna a salutare. Ma Padane, Invece, ma la gente da casa adesso. ho detto non sarebbe venuto, ma appena visto Passiatore e praticamente scattato su, c'è stato un amarcord bellissimo. C'è stato un bel abbraccio. Questo Dai. sta a significare quanti ricordi positivi, quanto sistema di calcio giocato, quanto affetto ha seminato Ciccio in quelle stagioni con la maglia del Catania. E sono in pochi quelli che hanno avuto questo privilegio di poter essere amati prima, durante e anche dopo. Poi tanti sono un po' scomparsi, non ce li ricordiamo più, anche attaccanti importanti che sono transitati a Catania. Ciccio ha lasciato davvero... Quando uno lascia il segno, lascia il segno. È stato un catanese che ha vissuto Catania bene, da catanese, anche se non lo era. Allora, C'è stato però cos'è stato? un passaggio fondamentale. Io stavo comprando casa a Catania. Se non arriva Gaucci avevo preso casa. Poi arriva Gaucci e poi cambiano le non dinamiche. potevamo andare d'accordo. No. Assolutamente. ricordo. Assolutamente. Torniamo alle pagelle, anzi andiamo alle pagelle con il migliore. Esattamente, andiamo a vedere chi è stato il migliore della partita disputata ed è proprio lui, Michele D'Ausilio, con voto 7,5. Ci mette la faccia da duro e due gambe esplosive. Dopo 8 giorni trascorsi sulla graticola per quel maledetto rigore, reagisce da gran giocatore, spaccando in due la partita. Inizia col filtrante al bacio per Forte, poi devasta l'auto di destra seminando il panico tra le pore grande, fino alla fuga per la vittoria che mette Cicerelli nella condizione di chiudere i conti. Può diventare la svolta emotiva della sua stagione. Ecco, questo è stato il migliore. Adesso invece andiamo a vedere le
pagelle invece complessive della squadra. E con il modulo 3-4-2-1 tra i palidini senza voto, in difesa Pieraccini 6,5, Di Gennaro 7,5 e Celli 6. Sulle corsie Casasola 7, Quaini 6,5 sostituito da Corbari con voto 6, poi Di Tacchio anche per lui 6 e anche per Donnarumma rilevato da Allegretto senza voto. Sugli esterni Lunetta 6, entrato d'ausilio, positivo ovviamente il suo contributo con voto 7,5, Cicerelli 7, poi spazio anche a Jimenez senza voto, davanti Caturano con 5,5 sostituito da Forte che prende 6,5. In panchina ottimo anche il lavoro di mister Toscano con voto 7,5. Padane, vorrei sentire un tuo giudizio su queste pagelle. Che Caturano debba ancora prendere i chilometri che lo separano dal migliore stato di forma è assolutamente sicuro. Mi rispondi secco? Sì. In questo momento è più forte Forte o Caturano? In questo momento è più forte, sicuramente Forte, perché tra Forte e Caturano ci sono almeno 70 km di campo che ancora Caturano deve percorrere per arrivare al suo migliore stato di forma. Quindi quando Forte giocava titolare e tu rivendicavi la titolarità di Caturano? Io continuo ad insistere nel ritenere Caturano inamovibile, perché se non gli fai percorrere 70 km di campo noi non potremmo mai vedere il Caturano che ci aspettiamo. Si piega ma non si spezza, no, Alessandro. perché poi No, ma Alessandro, non è- poi Alessandro non è bravo. peregrina la considerazione. Alessandro è bravo, perché come lui, come diceva Cicerone, Cicero pro doma sua. Ieri, prima, qualche minuto fa, ha detto una cosa fondamentale, perché non puoi smentire Alessandro quando dice che la partita di ieri era una partita difficile. L'aveva detto già la settimana scorsa. Ma cosa avevo risposto io? Questo l'ha dimenticato. Però Ho il Catania, se fa il Catania... il Catania, se fa il Catania, vince la partita. E la partita di ieri mi ricorda un po' una immagine così pittorica. Io vivo a mare e ho il mare di fronte e la Timpa. La Timpa, ieri durante la partita ho detto che la squadra, l'Altamura, mi sembrava davvero un'autentica barricata di cemento Però armato. guarda Angelo, nonostante tu hai quest'idea dell'Altamura, No. nell'intervallo della partita di ieri, prima, aspetta, no, nell'intervallo, però questo me la devi fare mandare. Mandala. La devi fare mandare perché abbiamo una versione inedita di Angelo Patanè e allora credo alla Guarda, regia. di inedito non credo, perché abbiamo visto di tutto. No, ma questa guarda è inedita. Di inedito non c'è nulla. Vediamola e sentiamola, guarda. No gol perché l'arbitro ha fischiato fuori gioco. Fuori gioco sì o no? Fuori gioco sì, purtroppo, perché quando l'arbitro dice che è fuori gioco per tutti, purtroppo. Era una partita complicata, lo sapevamo, ma abbiamo un secondo tempo dove Carlo ci preannuncia il risultato finale. Fuori gioco è quando Guardalinea alza la bandierina, quindi ci auguriamo che il Catania nel secondo tempo riesca a sbloccarla. Grazie. 2-0. Cioè, qui ci ha dato il risultato finale. È stata fatta a fine partita. No. Dai, diciamola. Assolutamente no. Però voglio dire, l'abbiamo mandata questa cosa in tempo reale. Poi dopodiché tu pensi, vedi Ciccio, dice una cosa del genere, poi la partita non finisce 2-0 e ti prendono ovviamente a Sassari. Si prende la responsabilità. Però la sensazione era quella che ieri ho visto l'Altamura che veramente ha eretto una barricata. Io non mi ricordo un sistema di gioco fatto da 5-5-1, cioè era davvero una accozzaglia di difensori. però Angelo, di guarda, centrocampisti. nonostante quello che stai dicendo, l'Altamura per quasi 60 minuti sì. ha giocato in È maniera... la metafora del mare con la timpa di Acireale che Michele conosce. Il mare è più forte della timpa, tanto vai a sbattere. Quindi alla Lì, fine, guarda, dammi alla fine, tempo, dice l'acqua alla esatto, pietra che ti percio, Ecco. come disse il Ma Bruno lì c'è il Lanoce. grande- Io la vedo invece in un altro modo. 60 minuti che corrono allo stesso modo, poi escono dei chiaro. giocatori del Catania, E escono arriva- altri che vanno il doppio degli altri, arriva l'ausilio e poi diventa, e ti cambia la- diventa dura, ti cambia dura la stargli partita. dietro. Però il calcio di oggi è questo. Il 5,5 a Caturano non No, lo per me non ci digerisco. sta. No, non ci sta. Non ci sta. È Per strano, due motivi. perché poi Alessandro mette Jimenez senza voto. No, ma io io già dico 7 minuti. 7 minuti che volevo valgono mettergli? 7 minuti che valgono, Che voto gli devo mettere? 5 meno. ma per due motivi. Il primo fondamentale, avendo fatto l'attaccante ed essendo allenatore, e la piazza in questa cosa deve dare una mano, è che Caturano diventerà un giocatore fondamentale per il Catania, perché Caturano è l'attaccante più forte della Serie C,
Quindi la pensi come me? Attaccante più forte della Serie C e che bisogna dargli, perché l'attaccante, ve lo dico io, le pagelle le guarda. Non c'è niente da fare. La responsabilità. Ma io non è guardo di nulla, Maia non è Cindy. vero, non è vero. Allora ti dà morale, ti dà fiducia, magari il 6 già andava benissimo. Ma Caturano c'è un 5,5 di stima perché ho No, il 5,5 non altissime è stima. aspettative su Caturano. Il 5,5 Non è Di mai aspettative. è un ma io ti parlo da ex, perché anch'io ho passato momenti che stavo male fisicamente, dovevo rientrare. È importante che lui in questo momento, ora sia grande sia esperto, poi diventiamo tutti uguali quando dobbiamo entrare lì in mezzo al campo. Abbiamo bisogno tutti, chi di più, chi di meno, della fiducia, di sentirsi un giocatore importante. Caturano, il Catania in questo momento ha la fortuna di avere Forte in un momento forte, quindi quando Forte avrà sicuramente nell'arco c'è il declino di Forte fisiologico, verrà fuori Caturano. C'è anche Rolfini. E se non lo fai una giocare bella carta. Caturano non potrà, è un giocatore di stazza, non è un giocatore Toscano, brevilino che puoi mantenere. Toscano se ha fatto arrivare Caturano qui E l'ho voluto a tutti i non è costi. che si è alzato una mattina voglio Caturano, assolutamente no, perché sa, poi per come gioca lui Toscano è un giocatore fondamentale, cioè Forte non ha le caratteristiche di Caturano. Forte è un altro tipo di giocatore, Caturano è completo come giocatore, un giocatore completo. Possiamo fare Sì, una però parentesi? prima di fare questa parentesi volevo chiedere alla regia anche, io coinvolgo sempre la nostra regia perché abbiamo ancora qualcosa da farvi vedere, c'è una clip a sottolineare quello che è il gruppo di quest'anno del Catania. Cioè, i giocatori a un certo punto hanno fatto vedere questa maglietta. Stavo per aprire questa parentesi. Con Aloy. Vediamola allora la clip. Aloy e Chilafi, due magliette. Esattamente, quindi insomma c'è questo momento in cui il nostro Angelo Pandolfo, ieri che era allo stadio, ci ha regalato questa immagine. Non so se adesso la regia è stata presa in contropiede, perché ogni tanto anche noi, diciamo, non avendo concordato nulla. L'abbiamo detto ai nostri ospiti studio. Quindi però in questo momento c'è un po' di sbandamento, immagino. No, però in realtà Angelo, ne approfittiamo, scusi Sì. Angelo, solo per dire degli infortuni di Aloy e di Chilafi. E quindi si apre un nuovo mercato. Perché purtroppo sono due infortuni molto gravi. Stagione finita per entrambi, è inutile girarci attorno. Questa non è una bella notizia, assolutamente no. Stiamo parlando di legamento crociato, rottura del legamento crociato per entrambi. Ma a distanza di qualche giorno? A distanza di 5 giorni. Perché Aloy prima di Caserta, Chilafi nella settimana successiva, prima della partita con l'Altamura. E quindi due tegole, perché insistono su un reparto, tutte e due, sono due centrocampisti. Aloy lo avevamo già ammirato per delle prestazioni veramente brillanti, prima c'è stato l'infortunio alla vigilia di Cosenza, si era ripreso, stava gradualmente rientrando a pieno regime e poi insomma ha avuto un infortunio che purtroppo è stato assolutamente fortuito, perché gli è capitato in un movimento, senza un contrasto, senza... C'era stato un accenno di contrasto, ma non c'era stato, nulla, neanche il contatto. Gli si è letteralmente girato l'arto e purtroppo è rottura del legamento crociato. Diciamola tutta, è lo stesso ginocchio che era stato già purtroppo interessato da un precedente grave infortunio. Quando giocava nel Trapani nel 2021 era stato già operato. Non è quindi l'altro ginocchio, ma è lo stesso ginocchio. Proprio per questo motivo non è un caso che i compagni di squadra ieri gli hanno dedicato dopo il gol. Non la vedremo, vi dico che questa immagine non la vedremo. Lo abbiamo ricordato noi. Dice stagione finita, incrociamo le dita per le prossime stagioni, perché ovviamente due volte il legamento crociato sullo stesso ginocchio di un giocatore che deve fare un lavoro massacrante lì in mezzo al campo è sicuramente un infortunio che può segnare il futuro e la carriera. Ci auguriamo di no, perché Aloy è stato un giocatore che in quelle partite ci ha subito rubato l'occhio. Esatto, ci ha subito anche per il grande senso tattico, la personalità. Abbiamo visto poco in campo davvero. Ci dobbiamo fermare. Scusami, per completare,
oggi si è sottoposto all'intervento chirurgico a Roma, Villa Stuart Chilafi. Aloi bisognerà ancora attendere qualche giorno prima dell'intervento chirurgico perché ancora ha il ginocchio gonfio come un melone, quindi sulla diagnosi non ci sono dubbi. No, può essere purtroppo estesa ad altre problematiche. E Aloi aspettiamo, si sottoporrà a intervento chirurgico a Bologna. A Bologna. Allora facciamo così, di mercato ne parliamo fra poco. In bocca al lupo, però facciamo assolutamente. Permettetemi allora, considerato che non stiamo riuscendo a fare una cosa, Patanè, tanto auspicata da te, dobbiamo farlo però e dobbiamo allora, a proposito di auguri, sento il dovere di essendo il più anziano di età, anche perché è un compleanno a 3 cifre. Esattamente. A 3 cifre, noi sappiamo se Angelo Micale ha fatto 101 anni. Non è vero, non è vero. Lo score del compleanno di Micale è c'è il pallottoliere dall'altra parte, stiamo contando. Abbiamo esatto. C'è anche la musichetta, però. La nostra, perché dopo 100-101 si devono festeggiare. Esatto. E allora ne approfittiamo per fargli tanti auguri. Beh, il papà di tutti noi qua, Assolutamente sì, lo faccio in virtù purtroppo dell'anzianità d'età. Lo devi fare. Quando Pastore giocava nel Catania, lui già ne aveva 71. Esatto. Quindi ne aveva 71 Micale, 25, quindi siamo lì. Abbiamo detto che siamo vicini ai 100. Siamo vicini ai 100 e ovviamente lo aspettiamo. Angelo, tu sei il padrone di casa. Quando vuole venire, se gli dici presto lui non viene. Angelo, cioè, con Micale non esiste questo. E lo Micale capisco. chiama, stasera sono da voi. Bene, e quindi non ci sono problemi. Spero che questo momento arrivi lunedì prossimo, così gli prepariamo una torta e la festeggiamo insieme i suoi 100 anni. Benissimo. Di età. Adesso facciamo pubblicità, torniamo subito dopo. Ritorniamo a dare voce ai nostri amici da casa, andiamo da Giulia. Sempre 0-0. Sì, è 0-0, sono stati 2 momenti nella stessa azione, 57esimo. Inglese non ha mai segnato contro il Crotone ed è una delle sue bestie nere. Anche stavolta ha provato a segnare ma ha commesso fallimento. Brutto fallo. Allora, adesso sentiamo Giulia. Eh sì, perché qualcuno non è d'accordo con il voto dato a Caturano da parte di Alessandro. Ma direi più di qualcuno, Giulia. Sì, infatti. Buonasera, mi scusi Alessandro, ma Caturano è almeno da 6. Gol annullato per fuorigioco e rigore annullato. Negato, mi scusa. Poi dare 5,5 a Caturano è sbagliato. Se gli davano il rigore probabilmente lo tirava e faceva anche gol. E parlavamo di tutt'altra prestazione. Sono 2 circostanze che non si sono verificate, quindi mi devo basare su quello che è accaduto. Ma Yasindi è terribile da questo punto di vista, Poi Piero C scrive: quest'anno, a differenza degli scorsi, abbiamo finalmente un gruppo. A proposito, una delle contestazioni su Alessandro lo fa apposta perché altrimenti questa trasmissione stasera era particolarmente blanda e abbiamo deciso blanda nel senso che non ci sono state contestazioni e allora avevamo creato il precedente proprio su questo aspetto. L'altra, la circostanza del gruppo. Il gruppo del Catania è il tema ricorrente delle ultime settimane di questa squadra. La prossima settimana tutti con una composizione sul gruppo del Catania, un testo scritto. Ma il gruppo del Catania è proprio il tema che è stato sviluppato da Toscano. Indiscrezioni ci raccontano che la percezione diretta del gruppo Toscano l'abbia avuto qualche settimana addietro, quando la settimana 3 settimane fa la squadra si è incontrata a una cena e naturalmente Passiatore lo sa, Ciccio lo sa perfettamente, quando ci sono queste cene istituzionali poi tutti quanti guardano l'orologio, non vedono l'ora di tornarsene via. E invece il confronto che c'è stato all'interno della dirigenza con l'allenatore è stato quello di vedere una squadra che ben oltre la fine di questa cena vedeva ancora tutti i giocatori presenti, nessuno voleva andare via nonostante c'era stato già un formale sciogliete le righe, e da lì ne venne fuori questa considerazione sul gruppo e sulla squadra e anche l'idea di sostituire o comunque di affiancare quella che poteva essere una multa particolarmente severa nei confronti di Gherardi. Zunno ha sfiorato il gol per il Crotone a Salerno. Di Gherardi, trasformarla o comunque affiancarla ad un altro momento di solidarietà di gruppo, costringere cioè
Gherardi ad offrire la cena era soltanto il pretesto per rivedere nuovamente insieme quel gruppo che ieri ha mostrato le maglie dei giocatori infortunati e che qualche giorno prima si era ritrovato con Gherardi a sostenerlo in un momento particolare, proprio perché 4 giornate di qualifica sono un fatto serio e rilevante. Un mese. Ma la squadra ha promesso alla dirigenza che farà in modo di dimostrare che comunque può reggere in questo momento anche senza Gherardi, e ieri quelle pagelle che raccontano di un Pieraccini tra i migliori in campo, correttamente individuati da Alessandro, sono un po' la dimostrazione di una squadra che non gioca soltanto per se stessa o per il risultato, ma gioca anche per il compagno di squadra. Ma anche, la reazione di D'Ausilio, no? Dopo che l'episodio del rigore a Caserta sostanzialmente l'aveva esposto a critiche, a critiche aspre, era stato additato come il colpevole della vittoria sfumata nel recupero a Caserta, vedi che risposta ti ha dato. Se non sei all'interno di un gruppo sano, dove conta la meritocrazia, conta l'allenamento, conta la corsa in più durante la settimana, queste situazioni non le superi, o no, Ciccio? Questi episodi alcune volte di critica fanno danno modo al gruppo di consolidarsi. Assolutamente sì, perché magari un giocatore visto in difficoltà in un... Quelle critiche di Catania non è che sono le critiche che si fanno così, tanto per... Guarda, c'è una carambata, guarda, tu non ci crederai, ma adesso siamo riusciti in un qualche cosa di incredibile. Possiamo aprire il collegamento? Buonasera Angelo, auguri! Auguri! Ehi Angelo! Grazie cari! Facci vedere le 3 candeline, questa Angelo! cosa la potevamo anche evitare, secondo me, anzi dovevamo evitarla. Noi l'abbiamo pretesa invece, perché vallo a ricapitare, un altro centenario che, il gol della Salernitana che si trova... Ha segnato la Salernitana. Michele ha Se segnato... mi date il risultato, per esempio, che io non so... Ha appena segnato la Salernitana. 1-0. Era meglio allora non sapevo. Aveva sfiorato il gol. Però è da valutare la posizione su un eventuale fuorigioco. Vabbè, adesso però vedremo e cercheremo di capire cosa succede. Sono i tecnici dell'FVS al lavoro, magari vedremo l'azione fra non molto, cercheremo di capire. Non so se ha segnato, no, non ha segnato inglese però. Allora, Angelo, quanti compleanni abbiamo trascorso insieme? Quanti insieme alla famiglia, insieme alla squadra di Telecolor? Fuori gioco. E allora scusami Angelo, ci prometti per favore di ritrovarci lunedì prossimo, così possiamo riprendere quella tradizione che era tutta quanta nostra, di quelli di corner, di andare poi a prendere qualcosa insieme a fine puntata o prima dell'inizio della puntata, come facevamo qualche anno addietro? Me lo prometti? Ci tengo davvero. Speriamo di poterlo fare. E allora va bene, dai. ci vediamo lunedì Angelo. Ti aspettiamo allora. Sei la storia di tutti noi. Auguri ancora. Auguri Grazie. Angelo. Grazie allora. Chiedo scusa ai telespettatori per questa scena non edificante. Invasione di campo. Sì, vederti non è il massimo, sentirti però sì. Grazie ad Angelo, grazie allora. Buona serata. Ciao. Buona serata ancora. Ciao. Sono momenti importanti di a Salerno perché stanno guardando se questo gol... C'è una situazione che nasce un calcio d'angolo, una deviazione, c'è un giocatore in netto fuorigioco della Salernitana che però non gioca il pallone, o bisogna interpretare se aveva intenzione di giocarlo o meno, il pallone arriva sul secondo palo, un altro giocatore della Salernitana lo rimette in mezzo. In questo caso qua vorrei fare un'aggiunta, in questo caso qua la Quaterna sta facendo, come è definito, un overrule, nel senso sta verificando la validità della rete. Come potete vedere non è l'arbitro che va a visionare le immagini, ma è il quarto ufficiale in collaborazione con l'operatore FVS che stanno analizzando la regolarità dei gol. Al momento in cui per loro c'è un'irregolarità chiamano all'arbitro alla revisione, come lo stanno chiamando, e molto probabilmente il gol verrà sicuramente annullato. Insomma, sappiamo che... Questo per far capire che quando vediamo parlare il quarto ufficiale con l'arbitro, comunque è un arbitro che può partecipare e consultarsi con l'arbitro per la decisione finale. Attivamente. Insomma, stiamo assistendo dal vivo a questa
Vediamo. Anche perché noi sportivamente siamo neutrali. Molto neutrali. Cioè noi che ci importa? Zero. No, sapere Siamo zero. distanti da Zero. questo. Vabbè, No. perdonami, essere primi alla 13ª giornata non Però- vale niente. però, Cioè, alla 38ª No, bisogna ma essere oggi primi. te le vai a cercare tutte, cioè dai, 5 vabbè. a quello. Vabbè. Io voglio essere primo, Vuoi voglio essere primo, ma anche se non dovesse essere, ma voglio- dico, ma se posso dormire, l'importante è avere posso dormire stanotte da prima in classifica. Sì, Me per lo- carità, per so carità. che tu la notte stai lì con i tuoi taccuini, le statistiche. Ti ci faccio dormire primo per una fammi- notte, ma se non dovesse accadere, ricordati che conta essere Ma alla io- 38ª. Io dico sempre che è molto meglio Tutti e due sono in cominciare a fuorigioco. godere Già da al primo tocco. Esatto. Cominciare Cioè, a sono godere due, da io non subito credo che che stanno a aspettare guardare. 31 giornate. guardano. E allora Non lo Forse so il perché fallo di probabilmente non vedo l'ultimo uomo, quello che ha toccato palla, che ha fatto gol. Anche lui è No, fuori ma gioco. qua è già fuori Già gioco. è fuori gioco Già è tutti e fuori due. gioco. ci sono Quindi, due, insomma, ragazzi, dai. Le immagini sono chiare, però poi bisogna vedere che cosa Immagino succederà. cosa stia Facciamo così, siccome vanno per le lunghe, io direi facciamo. Ma il fatto che vanno per le lunghe, Cioè, guarda, non puoi non è- scusami, puoi bloccare Angelo, ora. non puoi interromperla ora. Scusami, la gente Va a bene, casa. finiamo che- sempre ai ma un la- quarto, ma la finiamo. gente a casa a Sky, non a Sky, sta ascoltando noi, gli stiamo facendo la telecronaca di quello che succede sul più bello. Guarda, stanno No, tirando arriva. adesso con. È da 2 minuti e mezzo che Non hanno le immagini, non hanno le Vabbè, ma le immagini. immagini la vediamo, vediamo noi. Angelo, anche loro. devi pensare che a Salerno in questo momento c'è l'alla catalla, c'è l'inferno. in genere c'è si una dice pressione. più lunga è la pensata, più grossa è. Esatto. Bip, ti devo bippare, Alessandro. Io non Ma so come restate fare. con noi, perché- Stiamo rivedendo intanto. Abbiamo Allora, Velotto, il anche la primo fuori si gioco, tutti e due. Allora, il discorso è questo qua. Secondo me stanno valutando se sul colpo di testa di Inglese c'è fallo di mano del difensore. Esatto. Allora, adesso Vediamo. l'arbitro ha finito la sua review, vediamo un attimino Guardiamo. cosa succede. Non è gol. Non Non è è gol. Non è rigore. gol. è rigore. No, C'è un ok, fallo di mano, di l'hanno mano. visto il fallo di mano. Rigore ha dato. No, vediamo un po'. Dato il rigore. calcio è rigore. Aspetta un attimo. Esce il cilindro, l'avevamo detto però questa. Aspetta un attimo. Sì, Vabbè. ha detto c'è fallo di mano. No, ma ha no, detto no, niente. non c'è No, niente. è fuori Allora, gioco. No, ha fatto fallo di Gol mano. quando è niente è Allora, riferito al fallo di gol mano di segnato. Inglese. Ma è- Vabbè, insomma, no, si resta solo 0-0, va bene? Siamo tutti d'accordo? Ok, allora, Benissimo. Patanè può andare a letto Facciamo, tranquillo. vigiliamo, stare sereni. Ci vediamo tra poco. Mamma. Allora, siamo nell'ultimo segmento di Corner, è una richiesta che avanza il nostro Angelo Patanè, ripetiamo il risultato è di 0-0 al 70° ormai tra Salernitana e Crotone, ci sarà un lungo recupero dopo gli Anche 8 perché minuti. sportivamente dobbiamo dire che stavolta l'arbitro ha perfettamente inquadrato Interpretato quella il che è la regolamento situazione. e non ci sono contestazioni di sorta, Esatto. perché vi abbiamo raccontato in diretta una cosa che nessuno sta vedendo di Siamo chi tutti Chi sta d'accordo, seguendo siamo decisioni Corner. stavolta sì, E stavolta siamo tutti d'accordo. stavolta Velotto siamo d'accordo. Allora, stasera è la serata delle richieste, allora, anzi due richieste Quella fatte c'è da Alessandro. perché vuole godere ogni Esatto. tanto è così. E quindi due richieste sono i 2 gol del Catania, Ha ragione. quelli che ha profetizzato Angelo Patanè nell'intervallo di ieri della partita. Allora, cominciamo. sentivo, Andiamo al Angelo. 25esimo del secondo tempo con questo inserimento di Pieraccini che libera lo spazio a Casasola e Di Gennaro ruba il tempo a Silletti e batte Viola. Tra l'altro, lo abbiamo anche detto oggi nel corso di anteprima, era almeno da 4 minuti da quando era uscito Simone nell'Altamura che Di Gennaro si era piazzato proprio lì sulla tre quarti, stazionava anche in area di rigore ed è stato bravo a trovare il tempo. Qui c'è Primo il gol gol di di- tacco su azione, il primo gol su azione di Cicerelli, questo colpo di tacco abbastanza rocambolesco Particolarissimo, ma eh. voluto, cercare. ma voluto perché è andato a mettere proprio il piede istintivamente dove pensava di trovare il pallone, ma qui straordinario l'affondo di D'Ausilio che veramente quando è partito, peccato che l'azione non si veda tutta, ma quando è partito Fatto da praticamente 50. da poco dopo la linea di metà campo, un 45 trattore, nessuno riusciva neanche ad avvicinarsi. 45 metri di campo, una corsa Impressionante. Ciccio, scusami, ma 25 anni fa i difensori, il Catania segna con tanti difensori, con tanti centrocampisti, perché non si segnava allora, se non raramente,
segnavano quasi sempre bomber e poco i difensori? Perché era un calcio un pochettino più diverso. Allora, prima, tanti anni fa, non c'era tutto questo tatticismo in un certo senso, dove ci sono tante posizioni ora che si intercambiano in mezzo al campo. Tanti anni fa si giocava più sull'individualità, si cercava l'individualità del giocatore, le squadre che avevano i giocatori più bravi quasi sempre. Fai quello che vuoi, vai. Ma era così tanto tempo fa, perché è stato così il calcio di una volta, poi si è evoluto con gioco a zona, marcatura a zona, difesa. Si davano più botte o meno botte allora? No, molte più botte. Molte più botte. Arbitro che guardava a destra. Ma molte più botte anche prima di entrare in campo. Prima di entrare in campo. Era un altro calcio davvero. Nei però sottopassi. Cioè, ricordiamo tanti, in quelle stagioni di Serie C2, quante volte... No, posso confermare di una cosa, è un pensiero che abbiamo sempre parlato, cioè io ho vissuto la Serie C da arbitro quando erano i 2 gironi di C1 e i 3 gironi di C2, quindi? Quando facevi il girone C2, girone C o facevi il C1, girone B, lì potevi eri allora erano dolori, sì. dolori seri. Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Casal di Principe, Taranto. Non riuscì. No, ma Taranto un poco nel sottopassi. Casal di Principe, Casal di Principe. Esatto. Mamma mia. Da Quante ne abbiamo Taranto passate? ci spostiamo a Casarano per Sì. capire che tipo di partita Prossimo aspetta il avversario, Catania. Magari partiamo dal calendario che ce lo ricorda Giulia e poi ci tuffiamo nell'ultima parte di anche trasmissione sul Casarano. Sì. Sì, andiamo appunto a vedere il calendario del Catania e si parte sabato 15 novembre alle 14:30. Il Catania sarà impegnato in trasferta contro il Casarano. Domenica 23 novembre, sempre alle 14:30, rossazzurri di nuovo in campo al Massimino per la sfida contro il Latina. Poi sabato 29 novembre altra trasferta Picerno-Catania con fischio d'inizio sempre alle 14:30 e infine venerdì 5 dicembre alle 20:30 gara serale al Massimino contro il Crotone. E poi lunedì viene Ciccio Passiatore, ve lo già preannuncio. Quando? Esattamente quando? Ho blindato Michele per lunedì prossimo. Adesso? Ora, Ciccio Passiatore, perché venerdì, se non ricordo male, la tua squadra non gioca. No, e gioca di domenica. No. Gioca di domenica, quindi tu vieni allo stadio e dopodiché lunedì ci viene a raccontare. Quindi non hai altre speranze, non puoi fare diversamente, Ciccio, mi dispiace. Anche perché i telespettatori ti vogliono rivedere, è importante che tu rimanga con noi. Allora, Intanto vediamo queste immagini del nostro ottimo Angelo Pandolfo che ci testimoniano il giro, insomma, settore per settore di tutto il gruppo di Toscano per questa interazione molto coinvolgente, molto emozionante, che è stato il degno epilogo di un pomeriggio bello, emozionante, che è stato ancora più di sapore intenso per le difficoltà che il Catania ha attraversato prima di avere ragione dell'Altamura. È più bello vincere così, Angelo. Quando presenterai la partita la prossima con Crotone dirai sostanzialmente quello che è il life motive, sarà una partita complicata. Scusami. No. Temevo e temo a posteriori di più affrontare un'Altamura in casa, in questo, che andare a Casarano su questo abbrivio delle due squadre, perché l'Altamura, ti ripeto, veniva qui nella picco di rendimento del suo campionato, il Casarano in questo momento è in rottura prolungata. Alessandro, se il picco di rendimento è trovarmi una squadra giovane che gioca un bel calcio, possiamo vedere la classifica, così magari inquadriamo. Costruita con intelligenza ma con poche sostanze, ma che si è difesa sostanzialmente al netto di 5-6 azioni. Angelo, ma non si è difesa per fare il bunker. Come no, assolutamente ragazzi, no. Anche il passamontagna hanno avuto ieri. L'Altamura, quando aveva il pallone, il pallone tra i piedi, palleggiava e giocava anche con personalità. Non è venuto a fare il barricato. I primi 20 minuti ti do ragione, la prima mezz'ora ti do ragione, il secondo tempo gli mancava l'elefante davanti alla porta, il bunker e il passamontagna. Ma sai qual è il problema? Fino al 60° la partita è stata in equilibrio. A un certo punto diciamo che quante parate ha fatto Viola fino al 60°? Ok, quante parate ha fatto Dini? Ne ha fatta una a inizio ripresa. Perfetto. E il rigore dell'Altamura di Tacco nei primi minuti ha creato apprensioni però, cioè, non voglio dire come riesci a ma io amplifico i meriti del Catania. Guarda che non era facile avere ragione dell'Altamura. Impostare una partita quando si difendono in 11
e poi magari ne attacca 1-2 quando ha il pallone tra i piedi. Vero, buon centrocampo, buoni gli esterni. Non sto togliendo avevano meriti. 2005, 2003, quando ha fatto 1-0 il Catania pensavo che finisse 4-0, pensavo a una fotocopia della partita del Monopoli, però dove ci si siamo è andati voluto molto vicino, per sbloccare attenzione, qualche squadra che chiaro. tatticamente è Ma brigliato. normale. Però il Catania a quel punto ha avuto tante possibilità perché si sono scollate il le grandissimo maglie. merito del Catania è non aver concesso praticamente nulla in una partita dove devi rischiare e non ti sei esposto alle ripartenze dell'Altamura. Quel calcio di rigore, il calcio di rigore che mi ha segnato, allora però devo se dire, mio nonno aveva 3 ruote era un triciclo. allora non mi vuoi dire non può essere così. Allora, ci sono 3 minuti, vogliamo vedere la scheda del Casarano o altrimenti la chiudiamo qui? Allora, per me la partita di sabato ha un coefficiente di difficoltà più basso di quella di ieri. Sono per me. in totale dissenso. Perfetto. Proprio perché è un'altra partita. Devo dire che sono d'accordo con Patanè. Anche perché se Patanè. guardiamo la schermata della squadra che abbiamo. Difensivamente l'hai visto il Casarano? Assolutamente. Sì, okay. No. Come sì o no? Guardati le ultime partite del Casarano. Difensivamente. Hai visto chi gioca? È un modo di giocare a calcio diverso. Esatto. Però a Casarano è un altro di quei campi dove paghi Dazio sotto un profilo emotivo. Guardi che è il migliore cannoniere della Serie C. Capito. In questo momento. Guarda che qua sono venuti Inglese, Salvemini, Manconi. Non hanno neanche visto la palla che hanno tirato in porta. Intanto oggi ha finito la partita e neanche questa volta è riuscito a segnare contro la Salernitana, ma la partita è ancora al 78esimo minuto. Ceccelli e vedrai che finisce il carnevale di Rio. Vorrei aprire un ragionamento per cui ci vuole la prossima trasmissione con Michele. Però Chirico dallo zero, dal nero totale che ha accompagnato la sua permanenza e poi la sua sosta prolungata a Catania, ad essere giocatore da 9 gol e 6 assist, è in questo momento il campionato il migliore giocatore. Fatemi che finire c'è la in scheda Serie C. del Casarano, allora, perché altrimenti ci sfumano, Patanè. Con 3 sassolini nella scarpa, 60 secondi. Temo che Chirico 60 secondi. Che poi gliene facciamo 4 un altro e discorso. va bene anche. 4-1. Allora, scheda del Casarano. 60 secondi, dopodiché chiudiamo. Andiamo al dunque. Se Gaetano Marano ci ripropone la scheda, potete vedere come ci sia una prima parte di stagione strepitosa del Casarano, almeno fino alla gara interna col Cerignola. Poi inizia un tracollo che è contrassegnato da 4 sconfitte di fila. 2-0 in casa col Foggia, sconfitta 4-1 a Siracusa, altra sconfitta interna col Monopoli 3-1 e a Cosenza un altro 4-1. I marcatori l'hai già detto tu, 9 gol 6 assist Chiricò, 4 gol Malcore, 2 gol il giovane Zanaboni, 1 gol Cagliazzo che è un esterno di destra. L'ultima formazione schierata è un 3-4-1-2. Credo che sia l'ultima chiamata per Di Bari, perché ieri è uscita una nota del presidente Filogramma che sostanzialmente dice o vi rimettete in carreggiata o qui salta qualche testa. Ha giocato Bacchin, che ha sostituito quello che fino a una partita prima era il titolare inamovibile Chiorra, che invece è andato in panchina. A 3 dietro hanno giocato Celiento, che è uscito nel primo tempo per infortunio, quindi molto difficilmente sabato difficilmente Celiento sarà della partita, ed è una grave perdita perché è l'uomo più di esperienza del reparto. Poi c'è Luric, Gega, un nostro ex. A centrocampo hanno giocato a destra Gianfi e a sinistra Pinto, Giovanni Pinto, ex del Catania alcune stagioni fa. In mezzo il capitano Logoluso e l'altra mezzala D'Alena. 3 quarti ha giocato Ferrara, che ha scambiato un po' la posizione con Chiricò. Il riferimento offensivo è Malcore. Da valutare in basso vedete Celiento, Millico e Versienti. Gli ultimi 2 non sono stati convocati per la partita di Cosenza. Situazione ambientale delicatissima. Stadio attaccato al campo, con misure short. Esatto. La mia prima trasferta su un campo di calcio, Patanè. Ah, sì? Sì. Allora, giocava Miccoli in quel Casarano? Sì. O ricordo male? Capitano? Giocava Miccoli ed era Casarano
Perugia, pensate, seguì Miccoli che Casanova aveva Perugia. 17 anni, era Era proprio al giovanissimo, debutto. stava praticamente per esplodere, era già Esattamente. Questo sulla c'ha un rampa di- computer, c'è la testa, lo so. non si è a guardare Google. Allora, grazie, ci fermiamo qui, davvero, grazie Giulia. Avevi un messaggio da leggere? Sì, volevo leggere Un messaggio, per un Patanè, migliaio di aspettate perché- messaggi. Sì, vabbè, tra i tanti. Per Angelo Patanè, fai un voto. Se vinciamo il campionato, l'ultima telecronaca la fai con la parrucca di Raffaella Carrà. Che ti pare? Che io non ti pare? prendo, Si può senza fare, benissimo. vergogna. Si Se mi- può fare. Si se farà. se mi togliete da questa serie C, che mi sono rotto Ok. davvero, la faccio anche con quella di Cicciolina. Va bene, stai calmo, Patanè, state calmo. L'importante è che mi- Ma Grazie. voi non sapete la verità, questa è una parrucca, lui sotto ha i capelli. Grazie, buona serata Giulia. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie a buonanotte. Max Velotto, Grazie a grazie voi. a Ciccio Grazie Passiatore, a grazie voi. ad Alessandro Alla Vagliasini, prossima. grazie ad Angelo Patanè. Grazie Devo a te che ci ricordarvi, sopporti, lo so, Angelo, fra grazie. poco c'è la differita integrale di Catania Altamura e commento di Marco Carli e E Carlo fra poco Breve. ci sei ancora tu alle 6 del Ci mattino. sono io ragazzi. domani mattina, ci sono Chiaro, problemi. Almanacco. Bene, state tranquilli, devo ricordarvi che noi torniamo ovviamente con le produzioni sportive venerdì, c'è preview, poi ovviamente torniamo sabato perché c'è diretta stadio, lunedì corner, va bene? Va bene. Buonanotte Ci e siamo. buona serata.